Il Comelico, sempre più in difficoltà, chiama a raccolta enti ed istituzioni, vertice tecnico e non solo in prefettura, dove è emersa tutta la criticità di un territorio già provato che deve fare i conti con il blackout nei collegamenti. Ferma la statale 52 Carnica, bloccata la provinciale di Danta, l'unico collegamento per il solo traffico leggero resta la bretella Busdeval, deviazione che ha necessità di supporto logistico che ne garantisca la sicurezza. La viabilità sulla bretella di Busdeval che deve essere regolata in modo perfetto da parte di morieri competenti, perché appunto anche lì la viabilità è critica, è debole, è fragile e soprattutto per essere pronti al passaggio di mezzi di sicurezza. Stiamo lavorando su una strada, quella di Busdeval, che è una strada sostanzialmente forestale e quindi i rischi che ci sta prendendo il sindaco di Santo Stefano sono elevatissimi, quindi crediamo che l'intervento vada fatto assolutamente da parte di chi è responsabile, di chi ha la tutela, diciamo, della strada statale 52. L'ANAS ha assicurato disponibilità per la sicurezza della bretella, ma chiede pazienza per la riapertura della statale. Ci sono dei lavori da fare sia sul versante sia sulla strada. Prima vanno fatti quelli sul versante per consentire poi di fare quelli sulla strada, però finché piove e l'ammasso quindi è abbastanza liquido è proprio pericoloso intervenire, quindi non si può fare altrimenti. Quello che si andrà a fare appena il tempo lo permetterà è un intervento nell'emergenza, è solo una toppa. Qualsiasi intervento sarà comunque solo un intervento palliativo. La soluzione è una sola, la galleria di Coltrondo. In questa fase un dato conforta i sindaci. Mi auguro che il tavolo sia servito, perché qui c'erano tutti, e quindi sia servito a risolvere i problemi. Finalmente tutti si sono resi conto della portata di questa frana, della criticità di tutto l'accesso in valle, dei tempi che saranno comunque lunghi.